Oggi è il giorno di Sant'Ernesto. Il nome Ernesto deriva dall'antico tedesco e significa valoroso combattente, come l'aquila. Oggi, 7 novembre, si celebra la Giornata Mondiale della Fisica Medica. La data è stata scelta in onore dell'anniversario della nascita di Madame Curie, considerata fondatrice della fisica medica grazie alle scoperte nell'ambito della radioattività, che le valsero il premio Nobel nel 1903, il primo per una donna nella fisica. I fisici medici svolgono un ruolo fondamentale nei piani di terapia di radiologia medica per ridurre al minimo l'esposizione del paziente, ma anche degli operatori sanitari durante gli esami diagnostici. Negli studi di Antenna 3 a Legnano ci sono i due presentatori, Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio, le star di Drive-In. È il 7 novembre del 1988 e va in onda su Italia 1 la prima puntata di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci. Secondo l'Università Bocconi di Milano, le sue denunce fino al 2010 hanno permesso di recuperare quasi 8 miliardi di euro sprecati. Ma è possibile definire una lunghezza in riferimento a un tempo? Sì, è possibile e si tratta dell'anno luce, definito come distanza percorsa dalla luce in un anno, e si possono utilizzare anche delle unità più piccole come i minuti luce. La luce si sposta a 300.000 km al secondo, quindi un anno luce equivale a circa 9.500 miliardi di chilometri. Ad esempio, il Sole si trova a 150 milioni di chilometri dalla Terra, che equivalgono a circa 8,3 minuti luce. Buongiorno ai 12, oggi Luna in Gemelli, allegra baldanzosa, ma uranizzata, nervosa e opposta a Marte e a Mercurio. Proprio oggi non ne dice una giusta. Vediamo cosa accade per lo zodiaco. Ariete, una luna un po' distopica nel suo essere un po' confusionaria. Al lavoro e negli affetti riuscirete a contenere un po' meno per quello che riguarda gli estranei, anche per strada fate attenzione, non siate scontrosi. Toro, la vostra giornata oggi prevede l'inizio di un corso nuovo. Ecco, vedete, mentre la vostra Venere arriva in Scorpione e si tinge un po' di noir, oggi il vostro sentimento sembra essere chiaro, le intenzioni limpide, vi apprestate a passare un weekend come dite voi. Gemelli, la giornata oggi è molto emozionale, è ravvivata dalla presenza della Luna che si congiunge a Urano ma si oppone anche a Marte e a Mercurio, e Venere smette il suo trigono per entrare in Scorpione misteriosamente. C'è qualcosa che, se giocate bene le vostre carte, potrebbe andare meglio, ma vi occorrerà molta attenzione, molta lucidità e soprattutto molta tattica. Cancro, la vostra giornata oggi vede ancora protagonista una luna che dopo la sua pienezza si congiunge al nevrotico Urano, dandovi delle novità. Marte e Mercurio sembrano non essere d'accordo sulla troppa positività della comunicazione o sui risvolti di alcune cose. Venere però entra in Scorpione e vi fa una dolce carezza amorevole. Leone, Venere entra in quadratura, mentre avete guadagnato l'alleanza di Marte passionale, Venere sentimentale si fa un po' più spartana e richiama un po' la vostra attenzione nella dimensione familiare, casalingo affettiva. Cercate di essere più presenti e un pochino più concentrati. Vergine, un bell'inizio con questa Venere in Scorpione che torna di nuovo a essere comunicativa e interessante per voi. Marte ancora pungola, cercate di non rischiare troppo, essendo troppo precisini o troppo sul pezzo, rischiate di cervelloticizzare tutto.
Bilancia, Venere, la vostra bella Venere è uscita dai vostri gradi, scivola in Scorpione, portando con sé le quadrature di Giove e Plutone. Insomma, alia acta est. Dovreste comunque valutare i risvolti di alcune situazioni in una maniera più pratica-oggettiva e meno sentimentale possibile, se ci riuscite. Scorpione, è arrivata Venere e questo movimento planetario vi giova parecchio. Una Venere un po' complicata perché è quadrata a Giove e quadrata a Plutone, per cui ancora c'è qualcosa da discutere in amore. Non scoraggiatevi, ma comunque la nave sembra essere entrata finalmente in porto. Sagittario. Oggi per voi è una giornata un po' complicata, con quella Luna e Urano che bombardano Mercurio e Marte presente nei vostri gradi. Dubbi, difficoltà? Probabilmente, ma tutto c'è una soluzione, perché tutto il resto del reticolato planetario invece tifa per voi e per farvi raggiungere un obiettivo importantissimo. Capricorno, Venere diventa amica, Marte non è più un problema se non nei vostri dubbi sospettosi. Saturno, vostro padre, sta facendo di tutto per tessere un futuro solido per voi che avete da lamentarvi. Acquario, la vostra giornata oggi è una giornata che parla di grandi stimoli creativi. Venere in quadratura? A voi Acquario non importa moltissimo. Luna in Gemelli in trigono congiunta Urano? Quello è decisamente più interessante per voi, perché vi dà lo spunto e l'incontro giusto perché ne scaturisca un bel accidenti di fortuna. Pesci, la vostra giornata oggi sembra essere costellata di grandi successi. È Giove che tende a trainare moltissimo Saturno e Nettuno. La Luna un po' capricciosa oggi in amore, siete infastiditi, quindi non prendetevela troppo. Quel Marte e quel Mercurio proprio non riescono a dialogare bene con voi, ma voi imperterriti riuscirete a portare tutto al successo. Il 7 novembre del 1991 Magic Johnson, icona mondiale della pallacanestro, annuncia di aver contratto il virus HIV. Dopo il ritiro ritornerà a giocare in nazionale e con i suoi Los Angeles Lakers, contribuendo in maniera decisiva alla consapevolezza planetaria della malattia. Se qualcuno è snowed under, letteralmente traducibile con innevato sotto, allora è una persona molto impegnata e piena di lavoro. L'espressione richiama l'immagine di qualcuno così tanto sommerso da non poter fare altro, visivamente quindi bloccato sotto la neve. È la donna dei primati, è stata la prima a ottenere una cattedra alla Sorbona di Parigi, la prima a vincere il Nobel per la fisica, la prima a vincere il premio 2 volte, nel secondo caso per la chimica. La scienziata Marie Curie, nata in Polonia e vissuta tra l'Ottocento e il Novecento, ha però attraversato grandi momenti di depressione. Colpita pure da anemia plastica, contratta a causa delle lunghe esposizioni ai materiali radioattivi, non ha mai smesso di lavorare, spinta da un'ossessione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie. Giuda frequentava persone irreprensibili. L'appuntamento di oggi termina qui. Ci vediamo domani per scoprire insieme nuove curiosità e informazioni. Io vi aspetto sempre qui, non mi muovo. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.